Sono in corso le prove tecniche e nel mentre vi mostro un po' della scenografia. Si incomincia con quest'angolino dedicato al rame, all'arte dei ramai, che è tipica di questo paese di Isoli, ma anche di un altro paese d'Italia che è Agnone, e colgo l'occasione per salutare il signor Franco, dove siamo stati recentemente, ci ha ospitato nel loro laboratorio. Poi ci sono altri oggetti della tradizione artigianale, come i mestoli o le formine per preparare il formaggio, il telaio con i fili, dei bellissimi cestini, oppure degli antichi pezzi che componevano i costumi, l'abbigliamento tradizionale. Tante balle di fieno, ma anche una bellissima gonna poggiata sul prato, un bordau, uno scialle ricamato in maniera variopinta, e poi laggiù c'è Mario con Mauro, un bravissimo musicista. Li vedete come chiacchierano? Lui, Mauro Azzeni, e un ugolo d'oro. Invitatelo assieme alle altre persone con cui canta nei vostri paesi per le vostre feste, perché è bravissimo. Tutto ciò che occorreva per macinare il grano, vedete? La macina in pietra con la brocca e il corno, e poi il covone del grano.